Niente patteggiamento. Per la morte di Davide Rebellin, il camionista Wolfgang Rieck, accusato di aver travolto e ucciso il campione di ciclismo il 30 novembre a Montebello Vicentino, dandosi poi alla fuga, verrà processato. In mattinata l'udienza in tribunale a Vicenza, in cui il giudice per le indagini preliminari, Roberto Venditti, ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dagli avvocati che difendono il camionista. Una proposta inizialmente per una pena di 2 anni e 11 mesi, poi riformulata in 3 anni e 11 mesi. Il giudice ha ritenuto di dover rigettare il patteggiamento, ritenendo la pena concordata con la procura di 3 anni e 11 mesi non congrua. Naturalmente stiamo parlando di una pena altissima per un incidente stradale, perché si tratta comunque di un incidente stradale pur con un esito mortale. Prendiamo atto di questa decisione e affrontiamo il dibattimento. Soddisfazione espressa da parte dei familiari di Rebellin, rappresentati dal legale Davide Picco e dallo Studio 3A Valore SPA. I familiari hanno espresso, diciamo, non la loro soddisfazione, ma insomma un senso comunque di giustizia, e hanno apprezzato comunque tutto quello che è stato fatto sia dai carabinieri che dalla procura che dall'autorità giudiziaria. L'imputato dovrà sostenere il processo per il reato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga e comparire in aula nell'udienza fissata per il 22 aprile 2024. Nel frattempo resta in carcere a Vicenza, dove è detenuto da agosto.